Mundo Deportivo, quotidiano sportivo spagnolo, riporta la notizia secondo cui il Barcellona starebbe considerando per il ritorno di Neymar in Blaugrana un ingaggio legato alle prestazioni in campo. La performance di Neymar non è stata all'altezza delle aspettative del Paris Saint-Germain, che è disposto a venderlo per 222 milioni di euro, stesso prezzo per cui 2 anni fa era arrivato al club francese. Il Barcellona non gli garantirà i 30 milioni di euro a stagione che il giocatore percepisce con il PSG e offrirà invece un contratto legato al rendimento. Da settimana prossima Antoine Griezmann giocherà per il Barcellona. Lo riporta il quotidiano L'Équipe, che sottolinea che la clausola dell'attaccante è scesa dagli iniziali 200 milioni a 120. Il club spagnolo starebbe aspettando l'inizio della prossima settimana per annunciarlo, ma le parti si sarebbero già accordate. Secondo la testata francese, Griezmann firmerà un contratto della durata di 5 anni per 17 milioni a stagione. La Roma ha presentato un'offerta a Beltrami per Nicolò Barella, 3 milioni più bonus per 5 anni. Anche se l'offerta è più alta di quella dell'Inter, il tentativo si è dimostrato vano. Il centrocampista infatti vuole l'Inter e intende giocare solo con la maglia nerazzurra. Il suo agente ha riferito che Barella, pur essendo lusingato dal corteggiamento della Roma, ha la sua preferenza. Ora rimane da vedere se l'Inter ritoccherà il suo ingaggio, soprattutto vista la proposta del club giallorosso. Il Manchester City piomba su Bonucci, in modo concreto e clamoroso. Il difensore della Juventus potrebbe davvero dire addio ai colori bianconeri dopo solo un anno dall'altrettanto clamoroso ritorno in Torino. Da Manchester è partita un'offensiva seria per il calciatore sulla spinta di Guardiola, che non si è mai risparmiato negli elogi. Ci aveva già provato 3 anni fa Pep a portarlo in Premier League. Correva l'estate del 2016, quella del suo sbarco sulla panchina dei Citizen, e come primo obiettivo chiese proprio lo Juventino. L'offerta del club dello sceicco Mansour fece vacillare sia Bonucci sia la Juve, ma alla fine non se ne fece nulla. Bonucci restò a Torino, per poi salutare tutti un anno più tardi in direzione Milan, prima della marcia indietro verso casa di un anno fa. Stavolta il futuro oltremanica potrebbe davvero diventare realtà, tanto che nelle ultime ore si narra di un contatto diretto tra la Juve e il City. È movimento quindi nella difesa bianconera. Anche in entrata, visto che la Juve conta di tagliare a breve il traguardo per De Ligt. È la settimana del gioiello olandese, è il momento di chiudere con l'Ajax dopo aver raggiunto l'accordo con il giocatore sulla base di un quinquennale a 12 milioni netti a stagione, bonus compresi.